Facciamo però un passo indietro, come vi dicevo, molto brevemente su quelle che sono, sul collegamento che c'è tra politiche di sicurezza e misure di prevenzione. Nel senso che vediamo che si realizza oggi in Italia qualcosa che in altri paesi europei, anche negli Stati Uniti, è una storia antica, cioè una storia già scritta dalla quale peraltro avremmo potuto imparare e difficilmente impariamo, ripercorriamo, sembriamo ripercorrere tappe che in altri contesti si sono già rivelate fallimentari, però vale come esperienza anche questa. All'origine di questa idea di nuova prevenzione, come trovate scritto nella slide, c'è una presa d'atto, e questo si assiste anche in Italia, c'è una presa d'atto che il diritto penale, gli strumenti penali, quindi la giustizia penale, la complessa macchina della giustizia penale non funziona, cioè non serve, non è utile e non è efficace per determinati comportamenti che non sono propriamente degli illeciti penali, non sono propriamente dei reati, ma, come appunto veniva sottolineato prima, si tratta delle inciviltà, cioè si tratta di comportamenti antisociali, si tratta di quell'area grigia, come è stata definita anche oggi, si tratta di quell'area grigia che interessa molto e preoccupa molto i contesti locali, una serie di condotte e di comportamenti che probabilmente dall'inizio potevano rientrare, o da sempre, ancora oggi possono rientrare nell'idea del senso civico, nell'idea dell'educazione, della maleducazione, cioè rientriamo in una serie di comportamenti che danno fastidio, che turbano sì, il vivere civile, che preoccupano, da qui l'importanza fondamentale dell'insicurezza, del sentimento di insicurezza, ma che non sono dei reati e che comunque la cui gestione, anche la cui sanzione, il cui controllo, il cui governo non può avversi in maniera efficace con gli strumenti tipici della giustizia penale. Nasce così quest'idea di una nuova prevenzione che fa riferimento a strumenti non penali e dal punto di vista, se proseguiamo in questa giornata anche di carattere molto giuridico, tra giuridico e sociologico, dal punto di vista normativo ricorre allo strumento del diritto amministrativo. Come vedete, dicevo, questi sono concetti 1960-1970, questi sono gli anni in cui si comincia a parlare di una prevenzione in Europa e anche negli Stati Uniti. Oggi assistiamo esattamente a questa modifica perché, come appunto è stato detto e come vedremo più in particolare, si ricorre al diritto amministrativo, parliamo di ordinanze dei sindaci, parliamo di regolamenti, cioè il sistema penale, il diritto penale arretra rispetto al diritto amministrativo.